rappresenta l'opposizione al governo Monti. Immagino che queste tasse non piacciono nemmeno a voi, ma come pensate di sostituirle? Ma guardi, io credo ci siano soltanto due sistemi per risolvere il problema Italia, che non è una ricetta magica, ma semplicemente o si aumentano le tasse, cosa che non si può fare per le ragioni che anche Berlusconi giustamente diceva, oppure si taglia la spesa pubblica centrale. Questo non ci sono altre vie, purtroppo. Centrale e non solo. Centrale e anche delle regioni. Stiamo arrivando alle regioni. Sì, voi guardate sempre lo Stato però, e non vi guardate mai in casa. Sì, ci sono degli sprechi nelle regioni. Mi permetta di dire che ci sono regioni e regioni. Certo, ci sono, è vero. Ecco, perché io sono anche capogruppo in Lega Nord della Regione Veneto e per esempio molte riforme che sentivo dire dalla Presidente della Regione Lazio Polverini noi le abbiamo già fatte a inizio legislatura. Abbiamo tagliato i vitalizi dei consiglieri regionali, abbiamo col nuovo statuto approvato, siamo passati da 60 a 50 consiglieri regionali, l'unica regione che ha fatto la riduzione del numero dei consiglieri regionali, altre regioni con metà della popolazione del Veneto ha addirittura aumentato il numero di consiglieri regionali. Questa è una trasmissione che non ha mai sposato l'antipolitica, no, d'accordo? Però insomma, si può fare. Un consigliere regionale ha delle responsabilità inferiori a quelle di un parlamentare nazionale. Mi spiega perché deve guadagnare la stessa cifra? No, non mi risulta che guadagni la stessa cifra, comunque noi siamo favorevoli. Stiamo scoprendo di sì. No, comunque noi siamo favorevoli a una riduzione, tant'è vero che in Regione Veneto l'abbiamo fatta e noi auspichiamo che anche nelle altre regioni avvenga una riduzione degli stipendi, oltre che il taglio dei vitalizi come abbiamo fatto noi. Io non so quanto in Veneto, ma un consigliere regionale del Lazio guadagna in media tra i 13.000 e i 14.000 euro al mese. Secondo me un po' più di un deputato nazionale. Un filino. Ma la cosa drammatica, poi ha a disposizione 211.000 euro all'anno, ciascun consigliere, quindi altri 17.000, 18.000 euro al mese, lordi, ma poi lì il lordo e il netto non c'è più differenza. Ma per fare che cosa? Per attività politica, senza rendicontazione.